vedete che stiamo controllando, l'ha controllato. Via Massimiliano Che è di Nadia sul podio. No, come che te vuoi? È timida sempre. Quando è che mi concederai un'intervista, Nadia? Ecco. Terzo classificato Massimo Rizzato. Ritirare la coppa e poi via sul podio. Secondo classificato Giancarlo Bernardi. Giancarlo l'aveva detto oggi ed è stato così. Giancarlo bravo sul podio e al primo posto piccolino, occhialino, ma furbetto ragazzo, Pier Maria Abram. Allora alzatemi le coppe per favore che andiamo in televisione giovedì alle ore 21 su Telecittà, grazie. Allegritti. Ora vediamo se Giuliano mantiene la traiettoria, non avendo più anche Erika. Al primo posto Roberto Comparini con la sua incredibile Alfa. Allora di nuovo sul podio, questo bel podio della seconda divisione, salutateci tutti quanti, tutti e quattro, bravi, un applauso. Pensate che Nicola è arrivato a tagliare le gomme a quelli della concorrenza, anche se sei su un'altra categoria. Fermi là, in alto le coppe, un bel saluto, bravi, grazie. Il famoso 2 di coppe. Giacomazzi sul podio con questa bella mascotte. Allora alzate le coppe, un saluto, grazie. Non ha tutti gli accorgimenti delle due lance. Spero per te che tu non abbia dovuto fare la respirazione bocca a bocca a Ivano, quasi. Per quello Ivano poi si è ripreso subito. Parla poco ma ride tanto oggi. Contento. Deve solo ringraziare Gianetta, deve solo dire grazie a Gianetta. E dirà grazie a Gianetta naturalmente. Sul podio, bravi. Alzate le coppe, salutateci. Grazie. Bene.
bandiera rossa della direzione di gara, attenzione, bandiera rossa, devo dire che la gara viene interrotta. Bandiera rossa, Erika, attenzione, gara sospesa, brava Erika, attenzione. Peccato per Eros, invece subito la spugna, vettura ferma e Eros Vignato, la forza. Scaldano anche le gomme ovviamente. Inizio Bozzati dietro di lui. Non ha tutti gli accorgimenti delle due lance di Zambelli. Attenzione, c'è acqua che sta perdendo la macchina di Bozzati. Abbiamo visto di acqua. Ecco Christian. A regalarci dei grandi numeri, precisa, bravo perché riesce a tenere testa a questi due scatenati. La vettura è messa un po' di sghembo, quindi probabilmente è sopra a un marciapiede. Ecco le vetture fondo rettilineo dove è avvenuto l'incidente di Ivano Zambelli, vetture che scaldano le gomme, bellissima anche questo momento di preparazione delle vetture, stanno scaldando le gomme.